Sono Robert Grossmann e voglio presentare a voi questo bel strumento, questo è un laute, e che ho diverse altre, la famiglia del laute, con musica dal tempo medievale fino al tempo barocco. Il laute deriva da un strumento arabico in quel senso, probabilmente dal X centenario. Cursos arabers deren in Spanien a quel tempo e che portò gli strumenti oder tradizione con musica arabica. E il laute vuol dire, deriva dal plaid alud. Alud vuol dire l'instrumento lain. E tutti i nomi in Europa derivano da quel alud, laud per spagnolo e laute francese, lauta, liuto, e quels derivano tutti dal nome originale per l'instrumento arabico alud. E ciò è anche d'una tre centinaia, una parte essenziale del laute era questa ornamentazione, quella rosetta, o si dice rosetta, con un disegno abstract o dell'arte islamica. E che era fin del centenario, o ritenere il laute questo aspetto ci deriva dall'strumento originale degli arabers. Al suona il laute in un modo simile alla chitarra. E qui è la mandolina, qui sono cordas dopplas, le cordas del basso, qui sono octaves. Finché, allora che è una stella musicale, C, D, E, F, G, che si può congolare un po' con una harpa, in quel senso. E questo è un accordo che è un po' simile alla chitarra, ma non esatto. Questo è un ottave, doppel, questo è, e qui sono unisono. E l'ultima corda ho nome chanterelle, che vuol dire la corda cicenta, e questa è una singola, che è una corda, e che è tipico per laute, non dal tempo medievale, ma dal tempo della Renaissance fino al barocco. Questa prima corda era singola. Poi un po' in un clavecin, tu fai l'accompagnamento e la melodia ensemble. Accompagnare. Ma il laute è piuttosto la Renaissance era un strumento per musica solo o da accompagnare o musica da sotto, era molto flessibile. Era in quel tempo preciso popolare con la chitarra. Il laute, che era molto in rare da suonare il laute con l'orchestra per via del volume. La dolcezza è magari bassa col laute. E chiedo un per concerti per orchestra e laute, però chiedo ad il problema di balance tra l'orchestra e il laute. E oggi trovo un amplificatore. In quel tempo, gli strumenti, per esempio, Gia e cello era già più da basso,
Ozzandi sfoggias e cellos e braccia per il maximum di altezza, da suonare anche in orchestra moderna. Ma in quel tempo che erano fatti piuttosto per una ricetta di ton e non per volume o altezza. Allora che era già più facile in quel tempo suonare Laute con altri strumenti scuozzandi. L'accordo sotto, e questo è un quinto, su un bourdon. E questo è tipico per musica ed è una melodia di Oswald von Wolkenstein, Scoprum, no Hus, e c'era una cantica di Santa Maria del XIII centenario di Spagna, che sbada l'influenza araba, also anche la musica. E per la grande parte Laute suonò bene melodie in quel tempo e mince tanto con un bourdon, un accompagnamento, ma non proprio con l'accordo, ma bene un quinto, D-A-D, per esempio, e che ha piuttosto un ton modale, in vez di ton tonale, che si conosce oggi.
e suona con un plectrum, più bodere un plume, also na un plume, un kiel, also Federstiel oder così, non so niente per Sudash. E per cui con questo sono bei melodie singole. E na col dance. Col dance so come so intorno al 1500. E che io do un tempo di transizione, ma sono col plectrum e c'è con... E c'è struo questo insieme col plectrum e intorno al 1500 e mi mudò a bei col dance e non più col plectrum de trair, ossia. E chi è con trair col dance allora che do la possibilità di suonare accompagnamento a melodie e accordi diversi, armonie più complicate. E Svezia, il luth era in tempo medievale più piccolo, questo è detto in replica. E il tempo medievale emetteva una corda, la prima corda doppel, una mandolina. Qui sono luth ora della mia collezione e questo è constatato con tu imprendi il luth, che non è scudia, cioè tu imprendi bei strumento, un accordo e tu resti con che tutta la vita. Se tu sei un luthiste, tu sei flessibile e imprendi di suonare diversi tipi di luth. E per esempio, questo è un luth tipico per il tempo di mezzo, il tempo medievale, che il corpo è più piccolo e suona con un plectrum. E che vuol dire, in tempo medievale sono il luth piuttosto un strumento di melodia e non con accordi. E questo è un strumento interessante. Questo è un vihuela da mano. E questi cursi arabi sono partiti ora da Spagna nel 1492. Quelli in Spagna volevano, quelli in paese conoscere gli strumenti degli arabi e quelli volevano tenere quelli. Ma luth all'ud, quelli non volevano più la cultura araba così evidente. Allora, quelli più l'accordo in luth, ma messo in una forma di una chitarra. E c'era questo gli stessi strumenti, con quell'ornamento della tradizione araba, ma questo non volevano dire laud o laud, di per sé che si dice viola da mano, per evitare quella colliazione con la cultura araba. Ma sono qui che do una grande letteratura in Spagna per il luth. E questo è un luth barocco. Il corpo è addirittura più grande e che do più corde, 25 corde, e che è più pretenzioso a accordare. Se tu suonare un concerto con questo luth, tu vai per ore da accordare. In più perché c'è questo feature sensibile per via umidità e temperatura. L'accordo è alto su un luth Renaissance e su noi sono di svegli strumenti sono mince tanti più belli strumenti. In tempo barocco quelli volevano tenere gli strumenti del Renaissance, ma la possibilità di mettere più corde, perché nel tempo barocco il luth oggi ha più corde, che si è messo questo su qua e ci aveva fatto questa parte del steg più grande. E tenia il luth originale con un boom tune. Allora, che si è messo con le corde da basso e quello si è adattato questo luth uscito alle pretese
della musica del tempo barocco. L'istess c'è questa parte del tempo del Renaissance. E questo è il che sono il più, questo è per parte un luth fictueel, e di do questo luth all'archeologische dienst de grischun, e che è fatta una ricerca, e almeno una parte è intorno al 1600. E che vuol dire che non sia tutto, ma sono innamorato con questo strumento, sono figlio gente. E faccio la più grande parte dei miei concerti su questo strumento. Questo strumento è sehr viel speciale. Questo è un teorbe, also die ist ein des Paesi die der Schuren Todash. In Italia es diceva chitarrone, che vuol dire so chitarra one, also una viel grande chitarra. E questo è proprio un luth con un corpo viel grande per risonanza e volume. E questo corpo da basso, un air viel lungo. E questo è una scala. E als nur smazza su quelle corde, ma dimpa sei questo als posmantier una chitarra, una luth normale, che do musica per teorbe solo, ma che è sfictinere. E questo è stato in mince orchestre barocche, ensembles, quartets, e mince tijd als po lasciare davvero un cembalo e avere un luth. Un teorbe piuttosto, perché c'è che do volume, e erst vada per via volume, cioè di dit una corda singola è più da roce che una corda doppia. Un teorbe, cioè svezza, o corda singolas.